Oggi siamo qui per presentare un'iniziativa di ricerca multidisciplinare tra l'Università di Verona e i vignaioli veneti sull'etichetta intelligente applicata ai vini IGT di alta qualità. Si tratta di una ricerca condotta in partnership tra due dipartimenti, il Dipartimento di Economia Aziendale e il Dipartimento di Informatica, e la società cooperativa Vignaioli Veneti, che raduna oltre 50 vignaioli indipendenti della Regione Veneto, che intervengono nel progetto anche attraverso la partnership di 5 aziende che sono brand significativi della Regione Veneto. Un progetto che coniuga aspetti di innovazione tecnologica con aspetti di promozione e marketing dei prodotti sul mercato. Il Dipartimento di Informatica collabora al progetto fornendo soluzioni tecnologiche per tracciabilità, antifrode e etichette che possano esprimere magari anche una storia del vino, quindi una storia della sua produzione, la regione, l'area, il vigneto. Quindi tutte quelle informazioni che tipicamente fanno parte anche del marketing del vino. Per quanto riguarda informatica, il mio gruppo di ricerca che è coinvolto nel progetto, gli aspetti di sicurezza, protezione e antifrode sono gli aspetti primari. Pensiamo che l'applicazione al vino sia un'applicazione strategica, soprattutto in una città come Verona. Un'iniziativa che per noi è estremamente bella, estremamente importante e che segna un inizio. Infatti abbiamo raccolto un invito dal professor Begali e dal professor Giacobazzi per un progetto di ricerca appunto universitario per un'etichetta intelligente che possa permettere a noi aziende vitivinicole praticamente di poter dare un servizio di comunicazione, di tracciabilità, di riconoscibilità dei prodotti, potendo spiegare la vocazione di questi vini in maniera estremamente precisa e anche diretta a mercati di riferimento e potendo comunicare quella che è proprio la mission della Vignaioli Veneti, che raduna aziende vitivinicole di filiera che appunto hanno l'intera filiera all'interno della propria azienda, dalla vigna alla bottiglia, passando attraverso la produzione, la commercializzazione, ma uniti da un idem sentire valoriale, che è essere quelli di essere custodi del territorio, promotori della qualità e dell'identità del vino veneto nel mondo.